Allora, sono felicissimo di ospitare qui sui canali dell'Identitario il professor Vaccarillo, che insegna economia aziendale all'Istituto Boccardi di Tempoli, è un giornalista professionista, esperto in marketing e di comunicazione. In realtà non ha bisogno di presentazioni perché lo seguiamo tutti ormai, in un modo o nell'altro è Grazie, diventato grazie. il nostro esperto di economia, soprattutto meridionalista, diciamocela tra di noi. Però in Sì, realtà è più per l'equità, per semplicemente provare a sottolineare quello che andrebbe sottolineato, i diritti che andrebbero tutelati dei meridionali. Come ben sapete, questa mattina è passata l'autonomia differenziata e senza perderci in tante chiacchiere, chiedo subito al professore che cos'è l'autonomia differenziata, soprattutto dove è nata. Parleremo prima un po' del passato, poi del presente, ma soprattutto del futuro, ovviamente. allora, anzitutto ti ringrazio Emilio, ma ringrazio soprattutto il lavoro che tu svolgi con il tuo canale, l'identitario, che a mio giudizio in questo momento insomma, ha ben donde di essere attivo proprio perché abbiamo necessità di far passare un messaggio diverso che purtroppo non passa. Allora, Grazie. sarò rapidissimo. L'autonomia differenziata è soltanto il punto di arrivo di un lunghissimo percorso iniziato nel 1992, quando la Lega Nord di Umberto Bossi ebbe un'esplosione nel nord al grido di Roma ladrona e di secessione nei confronti dei meridionali. Praticamente dal 1992 ad oggi tutti i governi di destra e di sinistra, dobbiamo essere chiari, hanno inseguito la Lega su questa, insomma, sulla devoluzione. Non so se all'epoca ti ricordi, credo tu sia abbastanza giovane, Sì, sì, ho fortunatamente per 29 te, anni, quindi non... però devi sapere che fino al 2000 non si parlava di autonomia, ma si parlava di devolution, di devoluzione, cioè praticamente il governo centrale che assegna una serie di poteri e quindi di capacità di spesa, perché parliamoci chiaro, il potere e la capacità di spesa alle regioni. Secondo me era una battaglia fino a un certo punto giusta, perché io da Roma non posso conoscere le esigenze di Canicattì o della Valle d'Aosta. Certo. Il problema grosso qual è stato? Che si è cercato di far rientrare la secessione dell'alveo della nostra Costituzione. Cioè, che cosa vuol dire? Che anche la sinistra, qualcuno si ricorderà D'Alema che parlava della Lega come costola della sinistra quando fece il governo dopo la caduta di Prodi, la sinistra nel 2001 approvò la riforma dell'articolo 116 e 117 della Costituzione italiana, cambiandola da Costituzione tendenzialmente regionalista, cioè che vuol dire la nostra era già una Costituzione molto equilibrata, dividendo i poteri tra Stato centrale e regioni, ma dando la priorità allo Stato centrale, dicendo se c'è un conflitto di attribuzione tocca allo Stato centrale. L'articolo 116 e 117 invece hanno cambiato totalmente, dicendo che Stato e regioni su certi argomenti sono paritari e che se c'è un conflitto di attribuzioni tocca alla Corte Costituzionale intervenire. Tu immagina che dal 2001 ad oggi la Corte Costituzionale è intervenuta su 900 conflitti di attribuzione. Praticamente ogni anno il governo manda una lettera alla Corte Costituzionale con tutte le regioni che hanno, tra virgolette, invaso il campo dello Stato democratico. Poi che cosa è successo? Che in questa rincorsa di autonomia c'è stato il salto in avanti del Veneto che fece il famoso referendum che la Corte Costituzionale dichiarò invalido, cioè l'autonomia, il Veneto disse facciamo un referendum per avere maggiore autonomia. Da allora c'è questo vento del nord che spaventa tutti i partiti e si è arrivata all'autonomia differenziata di oggi. Come dicevi giustamente tu, è una giornata molto importante perché con l'autonomia differenziata si delegheranno 23 materie alle regioni. Attenzione però, non a tutte le regioni, alle regioni che ne faranno richiesta, ma Certo. c'è un però. Di queste 23 materie, 14 non si potranno delegare fin quando non saranno definiti i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, i famosi LEP. Ora, perché io parlo di famosi LEP? Perché questi benedetti LEP stanno in ballo dal 2001. Sono passati 23 anni e nessun governo centrale, siano essi di destra, sinistra, tecnici, buoni, cattivi, come li volete chiamare voi, hanno mai definito i LEP. Per quale motivo non li hanno definiti? Allora, ci sono due letture. Una lettura, come dire, buonista, non li hanno definiti perché non c'è stata la possibilità di contrattare con le regioni. Lettura cattivista,
non li hanno definiti perché altrimenti alle regioni meridionali dovevano stanziare circa 250 miliardi di euro in 6 anni. Ora, tenendo conto del nostro bilancio, caro Emilio, anche se ci diamo del lei, noi abbiamo un bilancio dello Stato che quest'anno sfonderà i 3 mila miliardi di debito. Ora io mi chiedo, dove prenderà il governo centrale i 250 miliardi per garantire i LEP al mezzogiorno? Non li ha mai presi. Quindi Quindi, rimarremo sulla spesa storica. bravissimo, rimarremo sulla spesa storica, ma intanto le regioni che sono più avanti, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, chiederanno l'autonomia differenziata su 9 materie. Ora, queste 9 materie sembrano una sciocchezza, ma non lo so. Mm. C'è protezione civile, export, rapporti con l'estero, contrattazione di lavoro. Che vuol dire contrattazione di lavoro? Che l'Emilia-Romagna potrebbe contrattare con i sindacati emiliani, per esempio con i sindacati pubblici, uno stipendio più alto per i dipendenti dell'Emilia-Romagna e nessuno le potrà dire nulla. Quindi Quindi possiamo dire che subentreranno le gabbie salariali che loro hanno voluto per anni. assolutamente, assolutamente. Ora tu immagina un giovane neolaureato del Mezzogiorno che sa che per vincere un concorso al sud c'è bisogno di un miracolo. È chiaro che io vado in Emilia-Romagna dove vinco il concorso e mi pagano anche più del sud. Oppure io sono un docente del Mezzogiorno dove guadagno 1400 euro al mese come primo stipendio d'ingresso, ma in Emilia, Lombardia e Veneto faranno la contrattazione e quindi avranno uno stipendio più alto. Cioè, queste sono cose serie. Quindi, come dicevi nel tuo video che ho visto stamattina, c'è una cittadinanza in base ai diritti, cioè, chiedo scusa, in base alla residenza. Se io sono residente in queste 3 regioni, avrò più diritti. Se io sono residente nel Mezzogiorno, avrò meno diritti. Ora tutti diranno, ma voi del sud avete le classi... Sì, ok, te lo dico subito. Abbiamo classi politiche che, insomma, non uso parolacce, se no ci bloccano la diretta, che negli ultimi 30 anni si sono rivelate del tutto incapaci. Tant'è vero che deputati e senatori del Sud hanno votato l'autonomia differenziata. Sai, il famoso segare il ramo sul quale si è seduti, no? L'hanno fatto loro. Ovvio. Ma detto ciò, però, detto ciò, l'autonomia differenziata è una secessione dei ricchi costituzionalizzata, nella quale nessuno potrà dire più nulla. Io leggo nel video che ho pubblicato poco fa, Abbiamo leggo visto. molti che dicono, oh, ma facciamo il referendum. Ragazzi, ma se alle europee 6 cittadini su 10 non sono andati alle elezioni, ma al referendum, ma chi lo deve votare? Io, Emilio e Cosimo che ci sta seguendo. Cioè, È chiaro. Ovviamente io stamattina ho visto il video che ha pubblicato inerente al discorso degli interventi anche di movimenti meridionalisti, di questo magari ne parliamo dopo. Per quanto riguarda sì. un probabile intervento della Corte Costituzionale, potrebbe effettivamente fare qualcosa oppure è già fine certa? Allora, c'è un articolo pubblicato ieri sulla stampa del costituzionalista Massimo Villone, il quale fa un'analisi molto seria e devo dire forse è l'analisi più oggettiva che ho letto fino ad ora. Dice Massimo Villone, dobbiamo augurarci che le regioni meridionali facciano ricorso alla Corte Costituzionale, ma solo relativamente all'articolo 3, quello dell'eguaglianza davanti alla Repubblica. Ok. Perché in base alla regionalizzazione degli articoli 116 e 117 non c'è niente da fare, l'autonomia è costituzionale. Costituzionale. L'unico problema potrebbe essere quello dell'eguaglianza. Ma anche in questo caso la legge all'articolo 4 prevede che ci sia la definizione dei LEP, quindi il Parlamento dirà scusate ma noi abbiamo previsto i LEP, che poi non saranno applicati, lasciamo stare, ma noi li abbiamo previsti. Quindi a mio giudizio l'unico modo, c'è un modo legale che è quello di cercare di fare un referendum abrogativo, chiamare a raccolta tutto il mezzogiorno, sperare nella sensibilità del centro-nord e arrivare all'abrogazione della legge. Ma credo sia complicato. E poi c'è una via che comporta invece una grande opera, tra virgolette, di meridionalizzazione. Ecco, quindi il vostro canale viene, come dire, cade proprio a fagiolo, sperando che aumenti i follower, aumenti la sua portata. Perché veda Emilio, c'è un grosso problema, noi ce lo dobbiamo dire. L'unico giornale del mezzogiorno che aveva peso
ha abbracciato la battaglia dell'autonomia differenziata. Io ho letto il fondo del direttore Napoletano sul Mattino che mi ha fatto rabbrividire. L'avrebbe potuto scrivere un leghista. E allora noi non abbiamo più voce. Ma è Ci così. restano, ci restano questi canali indipendenti, l'unica cosa. Finché li riusciamo a tenere in piedi, finché ovviamente... Però Assolutamente. è la triste realtà. Purtroppo quando spesso diciamo che i giornali oggi non ci rappresentano, così come non esistono movimenti e partiti rappresentativi del, voglio dire, del meridione, a questo noi tendiamo. Quando diciamo che non ci sono più banche, non ci sono più industrie, e dopo mi voglio collegare a una cosa, è questo che intendiamo. Nel momento in cui noi purtroppo abbiamo i nostri giovani che continuano a partire, ormai oggi neanche più verso il nord, ma verso l'estero, perché poi diciamocela tutta, questa autonomia differenziata è uno spiraglio di guadagnare qualche anno per evitare, per allungare il fallimento del nord. Ma anche in quel caso, se il sud fallisce, fallisce anche il nord. Diciamo solo per la dipendenza dell'economia interna tra sud e nord, c'è un terzo del PIL del nord praticamente deriva dal sud. Tolta questa situazione, la mia domanda è: ma se noi cominciamo ad acquistare prodotti meridionali, potrebbe essere un modo, per quanto noi capiamo benissimo che c'è un discorso di corsa al risparmio, per cui è chiaro che purtroppo molti prodotti meridionali, a volte essendo artigianali, difficilmente possono costare poco, ma potrebbe essere una delle alternative, considerando che adesso, attualmente, visto che se acquistiamo prodotti del nord, il gettito, cioè a parte il gettito fiscale, ma proprio le tasse in generale rimangono lì e non vengono più ridistribuite a questo punto nell'intero paese. C'è questa possibilità di poter cominciare ognuno a comprare i prodotti della propria regione, se non vogliamo parlare di sud in generale? Allora, lei introduce un argomento molto importante che è quello della compartecipazione del fondo dell'IVA. Faccio giusto una rapida premessa. Oggigiorno c'è l'IVA, lo Stato raccoglie l'imposta sul valore aggiunto, raccoglie circa 150 miliardi di euro di IVA, 100 miliardi vengono divisi tra le regioni. Mm. Il criterio qual è? Il criterio è in base ai consumi, in base alla grandezza della regione e in base alle attività produttive presenti in regione. Con la riforma dell'autonomia differenziata invece il criterio non sarà più quello. Il criterio sarà la sede legale nella quale le aziende versano l'IVA. Quindi per intenderci, io sono la famosa azienda di detersivi con sede legale a Milano, sono il primo venditore nel Mezzogiorno, l'IVA dei meridionali andrà a finanziare la Lombardia. Punto. Allora è chiaro che è assolutamente importante comprare Made in Sud, ma che sia un vero Made in Sud. Quindi voi non dovete andare a vedere lo stabilimento dove viene prodotto quel determinato Certo, prodotto, dovete vedere dove c'è la sede legale. delegato. Perché se la sede legale è, come dire, da Roma a salire, stiamo facendo il loro gioco. E poi c'è anche un altro problema grosso, che il sistema produttivo meridionale pare che non si sia accorto di questa autonomia differenziata. Io dopo tanti mesi ho sentito solo il presidente di Confindustria Napoli, Costanzo Iannotti Pecci, la settimana scorsa fare un attacco molto duro. Ora io mi auguro che sia un inizio, perché altrimenti il problema non se lo pongono loro, figurarsi se se lo pongono i cittadini. Quindi comprare Sud sì, ma comprare quei prodotti che hanno sede legale nel Mezzogiorno, altrimenti continuiamo a favorire tutti quei prodotti made in Nord. E per intenderci, togliamo di mezzo quelle società elettriche, società di commodities, quelle che fanno la pubblicità sui canali, quelle toglietele di mezzo, mandate la disdetta del contratto, perché stiamo finanziando loro. Se cominciassimo invece a pagare, cioè se dovesse cambiare il sistema e cominciassimo a pagare le tasse dove si vende piuttosto che dove si produce o dove c'è la sede legale? Io infatti mi sarei aspettato da Forza Italia, glielo dico sinceramente, un emendamento di questo tipo. Cioè, volete fare l'autonomia differenziata? Benissimo, ma le tasse, le imposte si suddividono in base a dove si vende. Si vende un prodotto, sì. Scusatemi, ma insomma è una cosa che noi subiamo con Amazon tutti i giorni. Amazon vende in Italia e paga le tasse in Olanda, in Irlanda, perché non paga nulla. E cioè, in Italia Amazon fa vendite per 20 miliardi di euro e versa 200 milioni di imposte, cioè niente. Niente. E la stessa cosa succederà col Mezzogiorno, però nemmeno questo è passato.
Mamma mia. Tra l'altro, anche per quanto riguarda per esempio i nostri beni archeologici, per dirne una, vengono gestiti la maggior parte da aziende del nord. Quindi anche se noi volessimo cominciare a riprenderci la gestione, dei nostri beni, delle nostre ricchezze anche storiche, no? Di che il turismo in un modo o nell'altro sta aumentando anche grazie a queste ricchezze, purtroppo anche lì, come al solito, siamo in un circolo vizioso cominciato decenni fa da cui non riusciamo ad uscire. Allora io mi auguro anche una presa di posizione da parte di presidenti di regione che cominciano a ridistribuire e anche semplicemente la gestione del biglietto, ma perché deve farla un'azienda del nord? Allora il biglietto d'ingresso diamola a qualche associazione di giovani meridionali, diciamo che si gestiscono i beni locali, cioè Assolutamente, no, da ma fare. oppure cambiamo le gare di appalto e scriviamo che devono aprire sede legale nel mezzogiorno, in Sì, modo che le eventuali tasse certo. restano al sud. Ma è una cosa quanto mai urgente questa, però veda Emilio, abbiamo un problema enorme. I governatori del sud, escludendo De Luca, che personalmente non ha mai avuto la mia simpatia, siamo chiari, io non l'ho mai votato, diciamolo. Ho letto sotto il mio video che mi accusano di essere comunista. Delicati. Io sono un modesto liberale di vecchio stampo, cioè mi rifaccio ai Einaudi che forse nessuno conosce. Ma detto ciò, escludendo De Luca, nessuno ne parla. Io mi meraviglio di Emiliano in Puglia, che è una grandissima regione. Ora Occhiuto in Calabria si è svegliato, ma ragazzi, ma allora stamattina c'è una notizia molto interessante. Il governo non ha dato come si dice, la situazione di emergenza, lo stato di calamità naturale alla Sicilia per la mancanza di acqua. Lo ha negato Assurdo. perché la Sicilia ha chiesto 123 milioni di euro e il governo ne ha stanziati solo 40. Ma cioè, oh Gesù, ma se non parliamo di stato di calamità naturale della Sicilia, ma di che cosa vogliamo parlare? Però ovviamente Schifani, il presidente della Sicilia, non ne parla semplicemente perché il partito suo è al governo e quindi non bisogna disturbare il manovratore. Ma è del nord, poi il problema è anche quello, i partiti che governano, ma anche i partiti dell'opposizione, dove hanno la sede legale? Andiamo a vederli Già. tutti, andiamoceli a esaminare tutti, perché pure i partiti comunque girano, ovviamente, purtroppo hanno, cioè è come se fossimo bloccati in questo circolo vizioso da cui non riusciamo a sganciarci, perché in qualsiasi caso, seppur abbiamo tante possibilità per poterci smarcare dall'autonomia differenziata, abbiamo i nostri rappresentanti che sono purtroppo, hanno molti siciliani non sanno per esempio che hanno una loro Costituzione, che dovrebbero Esatto. cominciare a rispettarla, un'autonomia del 100%, che potrebbero cominciare veramente a dire, a battere i pugni sul tavolo e dire io ero già autonomo da sempre, però non mi avete mai fatto rispettare alcun tipo di, diciamo, di autonomia. Purtroppo la vediamo veramente tragica. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno altri aggiornamenti. Ci auguriamo un intervento del Presidente della Repubblica, più che altro. Ma anche in Da questo menzionare caso, dovrebbe... ripeto, lui, forse il Presidente della Repubblica avrà capacità di manovra rispetto alla bollinatura della Corte dei Conti, perché di questo nessuno ne parla, ma la riforma deve trovare i fondi e Certo. attualmente di fondi non se ne parla. Io non so la Corte dei Conti se darà il via libera e a che titolo darà il via libera, perché, ripeto, il governo stima per i LEP 160 miliardi. Secondo l'ufficio parlamentare del bilancio, quindi attenzione, ufficio parlamentare del bilancio indipendente, ne servono 250 di miliardi. Io non so come la Corte dei Conti potrà, tra virgolette, bollinare questa legge se non ci sono le risorse. No, per questo poi diciamo, rimarremo sulla spesa storica. Perché Esatto. già lì c'è un'ingiustizia, perché noi parliamo di autonomia differenziata come adesso c'è la fine del Sud. In realtà con la spesa storica già stiamo assistendo, no, alla fine del Sud da decenni. Ma Da 30 infatti anni Emilio, io adesso, quello io voglio dire una cosa molto semplice, io non sono contro l'autonomia, sia chiaro. neanche io. Ma io sono assolutamente contrario allo Stato centralista, ma io vorrei che però che ci mettessero nella condizione di poterla avere l'autonomia. Io le faccio un esempio facilissimo. Io sono attualmente vivo a Campobasso in Molise, ma sono originario del Sannio. Ieri è arrivata la notizia, nel Sannio c'è un ospedale, c'è una clinica privata e poi c'è un secondo ospedale che è il Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti. Ieri è arrivata la notizia che il Sant'Alfonso aprirà il pronto soccorso dalle 8 alle 18 perché non ha medici negli altri orari. Non avere medici vuol dire non avere soldi per assumere medici da impiegare negli altri orari. Ora,
io vorrei capire, ma come si può tenere un pronto soccorso aperto in orario 8-19? Io mi devo Orario fare, commerciale. devo chiedere al mio cuore se mi deve venire l'infarto non prima, non più tardi delle 18. E questo è solo un primo passo del Scandaloso. fatto che noi non abbiamo le risorse. Allora, c'è uno studio molto interessante dell'organizzazione dell'Ocse che spiega che se nel mezzogiorno ci fosse il 15% di asili nido in più, il prodotto interno lordo del sud crescerebbe del 5%. Eh, Cioè, bastano poche cose. Il problema qual è? Il problema non è la mancanza della struttura dell'asilo nido, ma è la mancanza dei maestri, perché poi li devi assumere. certo. E allora se tu continui a chiudere le scuole e la gente non fa figli e se ne va. E allora dove me ne vado? Me ne vado a Milano dove ci sono gli asili nido. Non resto a Benevento o a Campobasso. Cioè, ma No, è chiaro, ma questo sarà poi, ecco, col discorso dell'introduzione delle gabbie salariali, anche i professori del sud faranno in modo da voler andare al nord, oppure tutti coloro che andranno ovviamente a ricoprire dei ruoli anche pubblici che un tempo avevano uno stipendio equo da nord a sud. Quindi veramente ne vedremo delle belle. Il problema, noi nei prossimi giorni andremo comunque a pubblicare anche chi sono stati i parlamentari del sud che hanno benissimo. votato ovviamente questa voglio dire questa schifezza di, diciamo, ma in termini più che politici, proprio di tradimento ai territori meridionali, ma non solo, perché io credo che poi sarà, ripeto, un discorso che si ritorcerà contro anche a loro, almeno che poi in un secondo momento non decideranno che dopo aver preso e depredato tutto quello che c'era da depredare al sud, poi decideranno di salutarci e di creare un loro sistema. Ne vedremo delle belle. Vabbè. Assolutamente, anche perché, ripeto, poi c'è un problema che tutti fanno finta di non vedere, che è il cosiddetto, questo è un problema di economia, tra virgolette, stretta, cioè il governo italiano perderà la possibilità di fare interventi anticiclici, cioè che vuol dire? C'è il Covid, il Certo. governo stanzia il bonus per le persone che non lavorano, giusto? Sì. Ora però se il governo sposta i soldi alle regioni, questi bonus chi li stanzierà? Cioè il governo avrà un'arma in meno per garantire a tutto il paese di superare i periodi difficili. E non voglio parlare della previdenza, cioè per amor di Dio non apro il capitolo sull'INPS, perché è drammatico tutto ciò che ci aspetta, però noi abbiamo dato finalmente l'autonomia alla Lombardia, al Veneto, si prenderanno per ora tra gli 8 e i 12 miliardi di euro all'anno in più e poi io non so che senso ha parlare ancora più di unità d'Italia, cioè, su questo poi prima o poi una riflessione dovrà Andrà sorgere. Ora, fatto. qua non si tratta di fare i neoborbonici, tutte queste sciocche, No, queste manfrine, ok? Che magari fanno piacere soprattutto così perché facciamo un po' di scena, però una riflessione seria sull'autonomia del mezzogiorno bisogna porsela, sulla classe dirigente che ha consentito tutto questo. Perché poi il problema grosso è anche questo, cioè c'è una classe dirigente del tutto supina a Roma, a Milano, insomma dove sono le sedi dei partiti e che ha permesso di arrivare a questo. alla fine, vabbè, purtroppo io credo che ci siano le condizioni per cominciare a pensare a un movimento meridionalista più grande, interessante, con le proprie voci, perché arriveremo a un punto con le spalle al muro che non potremo fare diversamente. Allora, qui nessuno vuole dire la questione dell'essere neoborbonico, semplicemente partendo dalla storia, noi oggi raccontiamo quello che ancora oggi sta succedendo, no? Quindi tutto quello che comunque in un modo o nell'altro è cominciata 160 anni fa ed oggi continua ad andare avanti per questa direzione. Professore, io la saluto e la ringrazio sempre per tutto e per le battaglie che fa in difesa del Mezzogiorno e di giovani come me che cercano un futuro per restare qui al sud. Grazie Emilio, teniamoci in contatto e arrivederci a Un tutti. saluto a tutti i presenti. Arrivederci.